Ed ecco la situazione meteorologica. Sul Mar Mediterraneo c'è l'egemonia del promontorio anticiclonico, ma sul Golfo di Biscaglia aria fredda isolata in quota continua a produrre impulsi instabili che favoriscono lo sviluppo di temporali sul nord Italia e marginalmente anche sulla Liguria. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma da metà pomeriggio da ovest netto peggioramento, temporali dapprima sull'Imperiese e gradualmente il coinvolgimento del Savonese e del Genovesato. Maggiormente interessati i settori interni, mentre quelli costieri saranno più ai margini. Sullo Spezzino soltanto nuvolosità prodotta dal sistema temporalesco. Venti a regime di brezza fino a metà pomeriggio, poi possibili forti raffiche in uscita dai temporali, tra tardo pomeriggio e sera, intensità anche fino a 70-80 km orari. Mare poco mosso, temperature massime in lieve aumento nelle vallate spezzine, tassi di umidità alti in costa che faranno comunque aumentare la sensazione di caldo nelle ore diurne, con termometro non oltre i 33 gradi. Per domani, venerdì 17 luglio, l'Imet prevede in mattinata cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Liguria. Nel pomeriggio cumuli informazione nelle zone interne ma senza fenomenologia associata. Venti generalmente deboli a regime di brezza con mare poco mosso nell'Imperiese durante il pomeriggio. Temperature stazionarie e valori massimi più alti nell'entroterra della Spezia.